Bene ragazzi, tutti del commento veneziano, ragazzi, Borussia Juve, previsione di Champions, questa qua la facciamo un'ampia sintesi, diciamo, ho messo meno minuti, 5 minuti la partita, quindi molto più veloce, però la facciamo vedere tutta perché chiaramente è una previsione di Champions, le previsioni di Champions sono importanti, ragazzi. Vai ragazzi, Borussia Juve 2-1 andata per la Juve, basta uno 0-0, la Juve passa il turno. Difficoltà come sempre, la più elevata, difficoltà cazzuta, attenzione subito Royce. Subito Royce, proprio giocatori molto in forma però abbiamo, I giocatori della Juve sono molto in forma secondo i parametri pessiani. Previsione. Pereira. E il Peri. E il Peri per Tevez. Tevez per Morata. Innamorata. 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 Innamorata, mamma mia. Va benissimo anche lo 0-0 in questa ampia sintesi. Che è l'ampia sintesi comendiana. Con Michela Calcagno che dopo la Pressing, sì, dopo Pressing Champions League, una volta che c'era. Dopo la puntata su Messi tromberà tutti i giocatori della Juve se passano, speriamo dai. Perché a Sky c'è Caressa, insomma Caressa non è ben voluto ai giocatori della Juve che preferiscono le zoccole. Comunque a parte questo andiamo sulla previsione. Oh, Cioccume, bravissimo. No, il porco. Occhio. Occhio, Campt benissimo, recupera il Bonni, siamo già al 21esimo ragazzi, ho detto che è molto più veloce, quindi come fossero highlights, solo che la partita intera in Champions ci tengo a fare così. Perché la Champions è la coppa più bella, la coppa dove il Milan non ci sarà per i prossimi 120 anni. Tevez, 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 Carlitos, La Pasce, Vidal, Bagnoschiuma zittisce tutti, gol di Bagnoschiuma, Vidal, 1-0 Juve, in questo momento la Juve è veramente ai quarti. Grande. Ragazzi, chiaramente che sono milanista ho scelto la Juve perché bisogna sempre tifare per le squadre straniere, per le squadre scusate, per le squadre italiane in Champions. Pogba, Paulino Pog, cross lungo di Paulino Pog, recupera Hummels. La Juve è sull'1-0 però. Attenzione Campt. Pierre-Emerick, il Borussia deve puntare tutto per tutto. Evra vede Tevez, nessuno lo ferma, Carlitos! Mamma mia il Carlo, che Juve però, che Juve amici. Che Juve amici, fioi, che Juve. La Juve dei record ragazzi, la Juve vuole vincere tutto, vuole fare il triplete anche se in Coppa Italia, chiaramente sarà abbastanza curioso riuscire a vincere. Ale. Evra. Attenzione, attention please. Pierre-Emerick, Buffon. Buffon invio con le mani per Evra, il piccolo Evra. Evra vede Tevez, la Pasce, sbaglia tutto la Pasce. Attenzione Evra, grandissimo Evra. Finisce il primo tempo, 1-0. 1-0 raga, 1-0. Seconda frazione. Vai Juve. Pereira. Tevez. Morata. Parata del portiere. Marchisio. Mamma Marchisio! Che gol di Tevez! 2-0 Juve! 2-0 Juve, pazzesco! Incredibile. Pogba. Paulino Pog. Vai Paulino Pog. Marchisio. Vidal. Morata. Dai Juventus, dai, 60esimo, incredibile, 2-0, ma che Juve, mamma mia, sono sconvolto anch'io. Una super Juve. Sentite i cori per le tantissimi tifosi. La Juve ragazzi sta giocando un calcio spettacolare, ormai è passata, deve vincere 4-2 al Dortmund.
Che Juve, fioi, mamma mia. Royce, Schmelzer, proprio non ce la fa il Borussia. Royce, ancora Vidal, splendida Juve, Vidal per Tevez. Dai ragazzi. Evra, tira un missile, Evra, mamma mia, no, fioi, oggi sta venendo tutto, raga. Oggi viene tutto. Vidal, la butta in mezzo, ma ormai è fatta, raga. Attenzione, Chiellini. No, la prende Evra. Chiellini. Tiro di Chiellini, ancora, boom! Mamma mia, qua Wentfeller ha fatto 2 miracoli scandalosamente fighi. Vidal. Ah, errore qua, la Borussia può ripartire. Cazzo, la Juventus è un po' sbilanciata, ma non ne approfitta il Miki. Kagawa per Blachikowski. Piszczek. Niente da fare, la Juve è veramente devastante. Morata. Tevez, ma sì, tiriamo, tanto ormai è fatta. Ragazzi, previsione veramente incredibile, speriamo che sia così anche nella realtà. Un in bocca al lupo alla Juventus per il ritorno degli ottavi. E niente, fiori. Cerchiamo di fare per le squadre italiane in Europa, per piacere, perché è veramente sbagliato gufare, a mio parere, nelle competizioni europee e internazionali. 2-0 per la Juve, raga. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!